Ecologia a Venezia. Una nuova iniziativa di sicuro valore per la città lagunare vede il posizionamento di raccoglitori per pile usate lungo i sestrieri. L'organizzazione di tale sistema coinvolge il gruppo Veritas, il Cobat ed il Comune di Venezia, che attuerà tale diffusione con la campagna comunicativa organizzata da Davidia. Abbiamo fatto questo accordo con Veritas e con il Cobat per potenziare la raccolta delle batterie esauste. Nella nostra città verrà aumentato il numero degli appositi contenitori, verrà fatta una campagna informativa con manifesti e verranno coinvolte soprattutto le scuole, perché crediamo che i bambini, i ragazzi possano dare la miglior risposta su queste tematiche. Inoltre sarà disponibile su un sito internet l'individuazione del percorso più rapido per raggiungere questi contenitori. Il Comune di Venezia si pone con questa esperienza pilota in Italia e voglio ringraziare tutti i nostri interlocutori dal Cobat a Veritas che ci hanno assecondato. Questa campagna è completamente a carico economico del Cobat e il Comune di Venezia ha investito solamente nella fase della progettazione e nel monitoraggio che faremo dei risultati. Veritas partecipa molto volentieri a questo protocollo, a questo accordo che porta innovazione e sperimentazione in una città che su questo è presente da tempo ed è molto sensibile. Diciamo che il nostro ruolo è quello di presidiare il territorio e di concorrere ad aumentare le quantità raccolte, utilizzando la campagna di informazione che sarà svolta nelle prossime settimane al fine di indurre comportamenti virtuosi, o meglio maggiormente virtuosi da parte dei nostri utenti. Nella speranza poi tra l'altro che oltre all'oggetto specifico, che sono quello delle pile esauste, questi comportamenti virtuosi si estendano a tutto il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Oggi andiamo a firmare con la città di Venezia, è il terzo protocollo di questo tipo firmato dal Cobat e proposto dal Cobat, uno con la provincia di Lecco, uno con il Parco Nazionale Gran Paradiso e ovviamente adesso con la città di Venezia. È fondamentale questa trilogia perché la sperimentazione deve toccare 3 diversi territori olografici, ovviamente il Gran Paradiso sono le Alpi, la provincia di Lecco è lago, pianura, colline e montagne e la città di Venezia ovviamente rappresenta la sua caratteristica che è appunto l'aspetto lagunare. È importante un'altra cosa, avendo questa direttiva europea sulla testa, tenete conto che deve essere promulgata dallo Stato italiano dal 26 settembre 2008, entra in vigore il 26 settembre 2009, noi dobbiamo dare al Parlamento una risposta tecnica. La direttiva è politica, la raccolta differenziata delle batterie, qualunque essa siano, piombo o non piombo, è obbligatoria. Occorre dare delle risposte, come facciamo a rendere obbligatoria e come facciamo a fare la raccolta. Il Cobat in questo modo, con la sua sperimentazione, la città di Venezia con la sua sperimentazione, dà una risposta a questo problema.